Beh, noi questo spettacolo Fiesta lo facciamo da 30 anni, abbiamo girato tutto il mondo, ma questa era un'occasione speciale perché è la prima volta che torniamo in strada dopo il lockdown, è la prima volta che facciamo uno spettacolo in movimento con il pubblico, diciamo, un po' più libero del solito. E quindi per noi era una grossa curiosità e sicuramente una data che ci ricorderemo di aver ripreso il cammino sulle strade qui ad Asolo. Ma lo spettacolo nasce da un racconto di Gabriel García Márquez che si intitola La incredibile storia della Candida Erendira e della sua nonna snaturata. Noi ne abbiamo fatto una riduzione molto sintetica, praticamente eliminando la lingua, nel senso che parliamo molto in dialetto romagnolo, usiamo alcune parole spagnole perché con questo spettacolo andiamo in giro per il mondo in paesi dove non capiscono comunque questa lingua, quindi la lingua è solo un insieme di suoni che danno delle indicazioni dei personaggi al pubblico, che invece deve ricostruire un po' da solo la storia attraverso le immagini che vede. Ci sono dei contrasti, dei conflitti, degli amori, quelle, diciamo, dinamiche naturali della vita, amore e odio, che sono un po' riconoscibili in tutte le parti del mondo. Allora, 100 Orizzonti 2020 estate inaugura oggi, è inaugurato oggi ad Asolo, anzi inaugura con un trio di appuntamenti della prima metà di agosto. Ci ritroviamo qui ad Asolo al Castello il 9 agosto e poi il 16 con la danza contemporanea e poi il 16 alla chiesa di San Gottardo con Claudio Pasceri, un bravo giovane violoncellista, tutto da scoprire, ma in realtà sono 8 i comuni che partecipano a questo programma, passiamo da Borso del Grappa a Maser, a Possagno, a Riese Pio X, a Castelfranco Veneto e Pieve del Grappa, che è il capofila della rete dei comuni. Noi pensiamo che ci siano posti vicini a casa ma che possono stupire facendoci scoprire angoli di mondo inaspettati. Beh, abbiamo iniziato quella che è la stagione estiva del 100 Orizzonti, che è ormai insomma qualcosa che va avanti da diversi anni e che coinvolge tutti i nostri comuni. In modo particolare in quest'anno, dopo il periodo che abbiamo avuto di crisi, è un modo per riprendere, per riaprire, per cui abbiamo anche rafforzato la presenza degli spettacoli di cultura di vario genere ad Asolo, ma non solo, anche in tutto il nostro territorio.